la situazione economica è sicuramente in miglioramento, però si sta scontrando con una realtà a tutti nota, ovvero la carenza di determinati materiali, l'aumento fortissimo dei prezzi di tali materiali e legata poi alla ripresa la mancanza di manodopera. 62 anni, bellunese, titolare di un'impresa di costruzioni, Moreno De Col è il nuovo presidente di CNA Veneto. Eletto dall'Assemblea del Consiglio regionale, convocata a Mira, succede ad Alessandro Conte che ha retto la Confederazione per 9 anni in un periodo in cui le imprese tentano di risollevarsi dalla crisi del Covid con l'incognita obbligo Green Pass, che potrebbe far perdere personale con conseguenze serie per le aziende più piccole. Dal 15 ottobre chi non è dotato di Green Pass, quindi o vaccinato o tamponato, diciamo, non potrà entrare nei posti di lavoro. Penso quindi ai cantieri, penso alle aziende manufatturiere che si potrebbero trovare in difficoltà perché, come dicevo prima, personale non ce n'è. C'è un'offerta ma non si riesce a risolvere. Da parte del neopresidente della CNA Veneto l'invito rimane quello di vaccinarsi. I segnali che arrivano dai versanti sanitari ed economici sono incoraggianti e potenzialmente in grado di garantire un ritorno a quella che era la situazione pre-pandemia. Io sono ottimista, gli elementi che abbiamo di valutazione stanno a dimostrare che l'economia sta galoppando e sta andando bene. Bisogna tener conto che partiamo comunque da un meno molto forte dell'anno scorso, quindi il rimbalzo non è ancora sufficiente per ritornare ai dati di partenza.